Premio Liveli. 1 Urian Horse, 2 Sharm el Sheikh, 3 Un Passion Play, 4 Osiri Deron, 5 Zarbon del Sile, 6 Visipan, seconda fila 7 Ultra Lady Grad, 8 Sport Danzola, 9 Salvador Trio, 10 Zagara dei Greppi, 11 Vincenzina, 12 Ulisse LL. Vediamo a rinunciare al lancio Visipan. Rompe Zarbon del Sile, veloce Sharm el Sheikh, prende il comando su Un Passion Play, poi veloce anche Urian Horse lungo la corda su Osiri Deron che cerca di trovare la corda ma non ci riesce, si sistema secondo Un Passion Play, mentre rompe Numero Urian Horse. 11 Vicenzina squalificato. 14-9 i primi Numero 200 1 metri. Urian Horse squalificato. Urian Horse che si butta nella corsia interna, ora Osiri Deron può parcheggiare terzo davanti a Sport Danzola. Intanto Vincenzo Piscoglio arriva al paletto dei 400 metri in rallentamento, 31 da parte di Sharm el Sheikh. Intanto si muovono dal fondo, vediamo l'avanzata, ci sembra di Zarbon del Sile, che avanza al largo, intanto i 600 vanno via in 47 secchi. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Sharm el Sheikh, Zarbon del Sile affianca Un Passion Play, si trascina Salvador Trio. Poi all'esterno anche Visipan, giro in 1-2, 15 qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio il figlio di Ganymede con Vincenzo Piscoglio, con all'esterno Zarbon del Sile, tallonato da Salvador Trio e Visipan, curva passata in 15.3, viene fuori il primo chilometro in 1.17.3, ora allunga Sharm el Sheikh, sempre pedinato da Un Passion Play, cerca di venire in terza ruota Visipan, ma Zarbon del Sile intanto accentua la sua pressione sulla retta di là con Manuel Pistone, 14.3. Insiste Zarbon del Sile, reagisce Sharm el Sheikh, poi Un Passion Play, fanno più fatica gli altri perché ora il ritmo è notevole. Sharm el Sheikh sempre con Zarbon del Sile ai suoi fianchi, poi Un Passion Play che si avvicina e cerca l'open stretch, curva passata in 14.7, retta d'arrivo, sono tutti un po' stanchi. Zarbon del Sile all'esterno su Sharm el Sheikh, poi avanza forte anche Osiri Deron di dentro Un Passion Play e sul palo probabilmente Osiri Deron su Un Passion Play. Marco Basile sbucato a centropista con il figlio di SJ Foto di Salvatore Valentino. Rivediamo la retta d'arrivo, qui Sharm el Sheikh in leggera difficoltà, infilato di dentro da Un Passion Play, è stanco anche Zarbon del Sile che l'ha fatta tutta di fuori, ma vediamo lo spunto fresco di Osiri Deron che mette tutti d'accordo e viene a vincere. Osiri Deron con Marco Basile su Un Passion Play, Zarbon del Sile ancora terzo su Sharm el Sheikh.